Ciao. Ciao. Ah, tu dammi Milano belle, strade salenti, musica e testa, grande velocità, ogni umano, quando si prepara, torna al ricordo, sempre presente, la migrazione resta il suo passato, è la sua vita e tutto il suo piacere, e se un ricordo non la sua vita, che alza la testa, si confessa niente, passa lacrima al vento d'Italia del cuore. Milano rendimento ma para d'amor, blanco vale il corpo ma l'anima ancora, esame sola scena del Milano valore. Che se la patria di bisogna avrà, dal suo figlio come troverà, primo fatto vita per vedere, verso nipoti, senza niente, passa le prima tempo l'Italia nel cuore, Milano rendimento ma fare l'amore, tanto vale il corpo ma l'anima ancora, attesa verso l'ascesa del Milano valore. Allora, Maurizio, spostati un po' più la via, il pino. Vieni qua, sì, non li puoi laterali, bravo. Dai, vediamo se va un posto ancora attivissimo.
tutti ritrovati e risolto scoperino, mi hanno scoperto, mi hanno scoperto, virgolare con le cose vincicò, qui non te lo l'Italia è questa che la carabina, la regionale, la marina e questo Oggi 20 marzo commemoriamo presso il Museo Storico Militare Ridotto i bersaglieri caduti in tutte le guerre e missioni operative. Inoltre ricorre il 25° anniversario del ritrovo dei componenti La Mia Fanfara, quella del luogotenente Miele, e che hanno militato nel 27° Ianiano e nell'11° Reggimento Bersaglieri. Un bel traguardo, ineguagliabile da altri gruppi di fanfare. Non per nulla il nostro motto è Quis ultra, chi oltre di noi. Comunque qualche cenno sul luogo dove ci troviamo, anche se lo conosciamo in ogni piccolo dettaglio, perché è cresciuto insieme ai nostri raduni. Il Museo Storico Militare Ridotto è il luogo dove si respira storia a pieni polmoni. E ciò che si prova quando si varca la soglia di questa struttura pensata, realizzata e condotta da Franco, il direttore. Il Museo Storico Militare viene costituito nel 2012 e nel novembre del 13 la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Venezia dà il riconoscimento di museo. Nel giugno del 2014 viene inserito nella rete dei musei della Grande Guerra del Veneto. Nell'agosto del 15 la Regione Veneto ha concesso il patrocinio per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche sui luoghi della Grande Guerra locali, riconoscendolo anche quale museo regionale. In molti casi si tratta di pezzi, se non proprio unici, comunque molto rari, ma in alcuni casi si tratta di veri e propri cimeli di grande suggestione oltre che di valore, reperiti con grande pazienza, un po' ovunque e con donazioni. Il museo conserva varie testimonianze di vita quotidiana ed è un'occasione per sperimentare la vita dei soldati e comprendere come la guerra abbia mutato il paesaggio e l'esistenza delle persone. Ospiti della giornata, dicevamo, i bersaglieri provenienti da varie zone d'Italia che hanno fatto parte della fanfara e che sono rimasti particolarmente legati ai luoghi e ai superiori, per cui da un semplice incontro iniziato 25 anni fa è diventato un appuntamento annuale a cui si aggiungono anche i conduttori di altre fanfare per trascorrere una giornata di sano bersaglierismo. Il tutto è stato interrotto purtroppo per 2 anni dalla pandemia e quindi a causa delle norme sul Covid abbiamo saltato, come dicevo, 2 anni e anche in questa occasione bisogna attenersi alle regole imposte, quale indossare la mascherina per chi non suona. Sono schierati i lapari di alcune associazioni bersaglieri, i lapari e le bandiere di associazioni consorelle dell'artiglieria, degli alpini e dei paracadutisti. Inoltre abbiamo qui presenti alcune autorità civili e militari, quale il vice sindaco di Jesolo e il comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, accompagnato da altri amici già comandanti dell'11°. Si procede con la cerimonia dell'alzabandiera. Prego.
rendiamo omaggio ai bersaglieri caduti in tutte le guerre e nelle varie missioni. A te, eterno Dio, Signore della pace, noi, bersaglieri della Marmora, innalziamo la nostra preghiera. Tu che ci hai fatto conoscere le asperità di tante battaglie, il gaudio di tante vittorie, la pena di tante rinunce, fa che il raggio di gloria illumini sempre la nostra fronte. Fa che la terra tremi sotto il nostro piede veloce e i nostri occhi mai vedano vinte le nostre armi, mai piegata la bandiera della patria. Tu che hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore e se un giorno dovessimo cadere, rendi forte l'animo dei nostri cari. Benedici, o Signore, le piume che ci tramandano un secolo di assalti. Benedici i nostri cuori che palpitano per la Patria Santa. Benedici coloro che sul campo restarono. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti gli italiani. Ascolta, o Dio Onnipotente, la viva voce di chi solo a te si arrende. Per concludere questa semplice ma suggestiva cerimonia, adesso ascolteremo alcuni indirizzi di saluto. Prende la parola il rappresentante del comune di Jesolo, il vice sindaco Roberto Rucoletto. Grazie a voi tutti, grazie al signor Ridotto che ci dà l'occasione ancora una volta di ritrovarci in questa terra iesolana. Si diceva prima, lo diceva il luogotenente, che la guerra cambia i volti del paesaggio, cambia i volti degli uomini, cambia i volti degli uomini, cambia i volti delle donne, dei figli, dei padri, di chi ha sostenuto, che ha cresciuto quei figli che poi hanno combattuto, è vero, hanno combattuto per la libertà dei popoli, per la libertà di quei paesaggi, per la libertà di quelle donne, di quei figli, di quei padri, di quelle madri. Perché se è vero che le occasioni di conflitto
sono quelle che sono motivate da ragioni nobili. È altrettanto nobile ricordare che per quelle ragioni molta gente, molte persone, quelle persone hanno perso la cosa più cara che ci è stata data, che è quella della vita. E quindi è il momento questo ancora una volta, e per questo vi ringrazio tutti della vostra presenza e del vostro stimolo che ci date a ricordare. Lo dicevo proprio qui poco tempo fa, il ricordo non deve essere solo onorare le ceneri, cioè qualcosa di spento che non c'è più. Il ricordo deve servire per tenere accesa la brace che sta sotto la cenere, quella che ci è stata consegnata, quella che noi appunto dobbiamo tenere viva. E com'è che la teniamo viva? La teniamo viva con la nostra vita, con il ricordo certamente, ma anche con la voglia, la volontà, il desiderio, il piacere di trasmettere a quei figli, alle madri e ai padri che hanno perso la vita dei figli, ma di trasmettere anche ai nostri piccoli, ai nostri giovani, ai nostri nipoti, ai nostri figli, quella che è la ragione per cui la guerra in questo caso è sempre una cosa brutta. È brutta e lo vediamo, mi permettetemi questo pensiero, lo vediamo negli occhi delle persone che oggi ci hanno raggiunto qui, anche nella nostra terra, non per loro volontà, ma perché hanno dovuto scappare da questa ignobile, da questa assurda e da questa situazione che fa solo del male alle persone, fa del male alla vita, fa del male a tutti, ai piccoli, ai grandi e agli anziani. E quindi il ricordo ancora si fa allora più vivo e più motivato proprio per queste ragioni, perché noi abbiamo il dovere di difendere quella libertà, quella democrazia che abbiamo conquistato, di difenderla con la tenacia, con tutte le forze che ci sono date e che possiamo utilizzare a uno scopo di bene. E qui permettetemi l'ultimo ricordo e ringraziamento ai bersaglieri che insieme alle altre armi hanno dedicato e continuano a dedicare la loro operatività a questo fine, al fine del bene comune. Vi ringrazio ancora il Cavaliere di Lotto che ci dà questa opportunità di meditare, di pensare e anche di prendere degli impegni quotidiani che devono trasmetterci domani, ognuno nel proprio posto di lavoro, nelle proprie famiglie, nelle proprie occasioni di incontri di persone. Davvero grazie e buona giornata. Grazie Vicesindaco. Adesso ci porgerà il suo saluto il comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, il colonnello Diego Cicuto. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio mi congratulo con l'amico Franco per queste iniziative. Per me è sempre un piacere venire in divisa e non in divisa, e chiaramente porto come rappresentante dei bersaglieri di servizio, porto il saluto mio e tutti gli uomini e le donne del reggimento. È sempre un piacere essere qua, e mai come in questo momento respirare patriottismo e unità nazionale importante. Come importante chiaramente ricordare i nostri caduti, avere questi momenti dove chi ha vissuto insomma, dei momenti di cameratismo si ritrova, ed è molto importante riconoscersi dei valori e soprattutto del tricolore. Sono molto contento di queste occasioni, poi portano a incontrare persone importanti, persone speciali che ho avuto l'onore di conoscere nella mia vita militare. Qui c'ho il generale Barisco, insomma, che diciamo prima abbiamo condiviso dei momenti, insomma lui era sempre stato il mio comandante, però sia a Cosenza, poi a Orcenito, insomma è veramente un grosso piacere ritrovare lui e anche la sua signora, insomma, che non vedevo da tantissimi anni. Quindi Franco, grazie ancora. L'11° Bersaglieri, sappiamo tutti che è rimasto purtroppo l'unico reggimento del Nord Italia, il reggimento
e lo dimostra il fatto che spesso si caserma, è amico del museo, il museo è amico del reggimento, il fatto che ti porti la Luce XI per me è un gesto d'onore, anche se tu, se non sbaglio, sei della parrocchia dell'8º come bersagliere, però diciamo, mi fa molto piacere da comandante che tu porti la nostra Luce e te la meriti per il bene e per l'amore che dimostri costantemente per i bersaglieri chiaramente, ma anche per l'11° bersagliere. Quindi grazie a tutti per essere presenti e non molliamo con queste iniziative, Franco, ma con te siamo garantito, insomma, è sempre importante, insomma, che questi momenti vengano svolti, insomma, soprattutto in questo momento, insomma, abbastanza critico e che desta in tutti noi delle preoccupazioni anche militari. Grazie e buona giornata a tutti. E adesso 2 parole da direttore del museo. Sì, però come ogni anno sai che io vado fuori sempre e lo sapeva, indubbiamente per il cerimoniale io lo rispetto, leggerò quello che volevo. Come non posso dare la parola a uno che è stato sempre con noi e che qua è stato un fautore o comandante, ed è appunto il nostro, permetto di dire, bersagliere, amico Alessandro Bonisso, generale dei bersaglieri. Venga. Sì, dopo me la fa pagare, Al solito, no? No, non ti preoccupare, tanto non ti faccio parlare. Anche perché credo di diventare ormai noioso, perché quanti anni è che vengo qua a fare il discorso? Ormai il nostro vice sindaco che noia. Niente, no, e siamo sempre lì, torniamo questo momento, come ha detto il comandante del 11°, sono momenti importanti da non dimenticare. Il ricordo è importante, perché io vedo, purtroppo noi italiani abbiamo una memoria di tipo rapido, le nostre dopo 5 anni ci siamo dimenticati quello che è successo ieri. E quando si dimentica quello che è successo ieri, si arriva a queste situazioni purtroppo tragiche e gravi anche oggi. Perché se avessimo fatto tesoro di tutti gli errori e di tutte le cose, forse oggi non saremmo così in queste situazioni. Per cui ben venga, continuiamo così. D'altronde noi militari ed ex militari abbiamo un amore per la pace incredibile, perché avendo vissuto la guerra e le missioni, chi più di noi conosce veramente come noi? Io mi stupisco quando succedono queste cose nella guerra, che purtroppo sì, forse prima non le avete notate, molti non le hanno viste, molti civili non sanno, giovani non hanno idea di che cosa sia, ma poi la realtà è cruda e dura per tutti quanti. È un momento difficile per tutti, sia sotto l'aspetto delle istituzioni civili che devono reggere il peso delle problematiche economiche, sociali, eccetera, e sì anche sotto l'aspetto militare, perché ho visto l'ultimo messaggio dove hanno detto bisogna riaddestrarci per fare la guerra, come se fosse una cosa. Forse è vero, ci siamo abituati, no, con le missioni all'estero, poche, lui sicuramente ne ha fatte molto di più, ma con le missioni oramai era il checkpoint, era la cosa, e i famosi, no, torno a parlare, il buon Miele lo sa, gli atti tattici elementari, in attacco, in difesa, chi se li ricordava? L'impiego dell'artiglieria, il mio fratello di accademia, ce li siamo dimenticati. Ecco, non è così, la preparazione deve essere sempre costante, bisogna essere pronti. Si segue la pace, prepara la guerra, si diceva Cicerone, ma noi non è che dobbiamo fare guerra con noi, bisogna sempre essere pronti per reagire in ogni cosa. E i bersaglieri l'hanno sempre fatto, il cuore è sempre stato aperto a tutti, ma non solo alle iniziative, alle cose militari, abbiamo sempre dato anche per gli aiuti civili. Poi dopo spariamo, no? Qualcuno sembra che in Friuli solo gli alpini hanno fatto qualcosa sul terremoto, io rimango sempre un po' sbiadito per delle cose, ma noi eravamo ripeto, quindi bisogna coltivare questa cosa con Bidotto, ma bisogna coltivare con l'esterno, con i giovani, voi dell'associazione, andare a trovare i giovani, portare, farli conoscere le persone che cosa hanno fatto. Dobbiamo fargli capire realmente quanto è brutta la guerra, ma anche fargli capire come bisogna comportarsi
in determinate situazioni che potrebbero portare alla guerra, perché dobbiamo sapere cosa succede quando c'è una crisi, che qualsiasi crisi sia. Poi noi siamo sempre pronti, noi bersaglieri, dico bersaglieri, cose bersaglieri, paracadutisti, aeronautica, tutti siamo sempre pronti a dare un aiuto, che sia un aiuto sociale, che sia un aiuto umanitario, che sia un aiuto alla popolazione civile e agli italiani anche, perché in questo momento gli italiani stanno passando una brutta crisi, non solo sotto l'aspetto finanziario, ma proprio una crisi di vari fattori. Chiudo qua perché se no vado avanti 3 ore e Gabriele mi sta cazziando, sei già rotto e ha ragione, quindi grazie a Milotto, grazie ai bersaglieri e grazie alle nostre fanfare, perché sono loro il nervo della specialità, non c'è niente da fare. Grazie Alessandro, grazie. Sì, sarò breve. No, ma è normale, è una consuetudine che io la scaletta, comandante, è fatta così, noi bersaglieri siamo questi. Intanto sono curioso e la ringrazio della sua osservazione, che sono con orgoglio, anche se io appartengo sempre al grande ottavo, ma sono bersagliere innanzitutto, e per ospitalità ed è giusto che sia così. La giornata dell'11°, sono orgoglioso di portare questa pulce, appunto, che poi è di un vecchio della seconda guerra mondiale, sono onorato di calzare questa nostra area. Cosa che pertanto la ringrazio innanzitutto, comincio da lei, per dire grazie per rappresenta i nostri bersaglieri in Italia, specialmente l'unico reggimento che abbiamo fino a Cosenza, appunto, nel nord Italia. E di tutto il reggimento che mi accoglie, che sa che ogni tanto come è stato non sempre sarà adesso negli ultimi 2 anni, un po' per la pandemia, se no prima una volta alla settimana ho sempre fatto lista, sempre stati i cancelli aperti per qualsiasi cosa, sia per aiutare gli amici, per parlare e anche per quello che mi hanno sempre dato e che so che farà anche prossimamente per il museo dove è possibile. Poi chi ringrazio sempre il mio vice sindaco, che è appunto il professor Roberto Milotto, oltre che c'è l'amicizia appunto familiare, e pertanto un cittadino che è sempre pronto a portare la sua voce, oltretutto dico da buon istruttore a scuola per i ragazzi, sono convinto così. Alessandro Guarisco, che ormai è una pietra miliare appunto di questa casa, sì, miliare, anche perché è andato di peso, tiene duro, il vento non lo sposta, ma comunque mi è sempre stato vicino, se noi siamo stati vicini, ecco, quando ero in missione lui poter testimoniare da questa casa, indubbiamente noi li abbiamo sempre chiamati, dico lui perché se lo facevo io, non lo faccio la rappresentanza anche vostra, c'era la voce che arrivava nel Libano con adesso, con in Afghanistan, cose come, e questo è importante per chi è all'estero, caro vice sindaco, lo sa, perché appunto sentono non solo la famiglia, non sente solo qualche istituzione che purtroppo tante volte non si fa sentire, ma di sentire gente che ci crede, che ha vissuto con loro. E questo ti fa piacere nel bene, nel male, nel supporto. E questo ti ringrazio appunto anche per le vostre risposte, che qui sono testimoniate dalle varie cartoline che loro vi mandarono, perché al museo, e lo sapete, timbrate proprio per questo. Poi io ho avuto la soddisfazione, la fortuna e anche l'onore di essere ospitato in Libano, una vacanza fatta in 3 giorni, andare a trovare i miei uomini, i nostri uomini. Questo che dovrebbe essere qualcuno di sapere come vivono, non solo, come ripeto, e qui lo dico, non sono mercenari, loro vanno là, distanti, oggi stanno via 6 mesi dalle famiglie, proviamo a stare via 6 mesi, non voglio dire altro che qualcuno mi conosce, diciamo, stare via 4 mesi dalle famiglie. Prova a secondo. Dico altro che non mi annuncio. Ringrazio il generale Ippoliti, un amico, anche se è un artigliere, ma un artigliere di quelli giusti, perché ci copriva da dietro, indubbiamente, oltretutto a un amico appunto oltre che mio, ma appunto di accademia appunto di Alessandro, del generale Guarisco. Mi permetto questa licenza di dire Alessandro, ma è sempre il nostro, con rispetto, il nostro generale. E l'amico del rappresentante della Tussi, che è un'altra diciamo logistico, e Mario e Moriago, che sono appunto di 13°, che sono sempre presenti anche là.
il museo è vicino a loro, ma è 10 anni anche loro che fanno questo per ricordare appunto chi è passato dalle parti ed è sempre vicino quando possiamo collaborare, così pure l'amico Bison, ex consigliere comunale, il maresciallo Scrocca dall'aviazione con l'associazione di Jesolo, l'amico Marò, appunto i paracadutisti di Savanà, gli alpini di Torre e quelli di Savanà e sempre appunto il lavoro dei nostri paracadutisti. Io non so, c'è il presidente della Viglia di Ceggia e insieme quelli di Savanà, grazie. Poi Morazzone viene da distante, è il lavoro più distante che abbiamo, è una delle sezioni che è qui rappresentata col suo presidente che fa parte della nostra fanfara, quello con quella tromba, se non la conoscete, con la tromba nera, comunque è un bersagliere dopo, come tutti quelli. E così pure il comitato di Santa Teresina, appunto per ringrazio Mario, presente e tutti gli altri amici. Per ultimo l'ho lasciato Silvia, i due miei pilastri che ho all'atto, l'amico Vicentino che viene da Trento, indubbiamente, e qui Lino Marchesin, che sono i pilastri appunto della nostra, e l'ho sempre detto, c'è la bandiera, ci sono i carabinieri, i comandanti, perché in loro vedo le istituzioni fedeli alla nostra patria e pertanto vi ringrazio, appunto perché danno quel segno, caro Roberto, della nostra patria, di dire segno sì come noi siamo abituati, come anche voi, a stare attenti e appunto invitiamo gli altri a rispettare la regola. Vedendo loro io dico questo. Ecco, la tanta gente, poi appunto lo lascio per ultimo a voi amici della fanfara, non c'è tanta gente oggi, ma noi non ci interessava, ma siamo anche dentro il Covid e pertanto anche per quello ho voluto tenere tante regole, cose come, ma non ci interessava avere tanta gente, si poteva avere qualcosa di più, ma c'è chi veramente è dedicato al 27° e al 11° reggimento, ma questa è l'essenza di ciò che è il bersaglierismo. Dico grazie a voi. La fanfara, voi sapete, la fanfara appunto orgogliosamente 25 anni che praticano qui, che io li ho adottati, loro mi hanno adottato come papà appunto, diciamo putativo di loro, perché li conobbi appunto con il maresciallo Miele frequentando il mio reggimento, l'11°, e da lì è nata questa iniziativa. Eravamo partiti in 6-7, poi sono arrivati 9, poi sono arrivati 20, siamo arrivati anche a momenti di comandanti che erano neanche 50. Perché sapete che vengono da Varese, vengono da Genova, vengono da tutte le parti d'Italia. E il bello è trovarci il sabato sera dalla Carnia, dal lago di stamattina da Firenze, partito alle 5 della mattina a venire giù da Firenze, pertanto per venire a trovare uno disse per stare insieme al suo comandante, insieme al suo maresciallo che anche ieri sera alle bici che avevano rotto le scatole anche se era a casa, ma dobbiamo fargli sentire ciò che si viveva dentro in quella stanza, che sì, eravamo con le norme, non è che eravamo ammassati, cose come, ma avevamo il disinfettante che era un po' la grappa di vino, dice Sindaco, eravamo tranquilli, anche se tutti hanno il Green Pass rafforzato di più, poi l'abbiamo disinfettato. Ecco, ma era anche là, io ho mangiato in piedi, mi avevano detto sì, no, per me era il piacere di vedere loro che comunicavano, che si trovavano, perché qui si trovano questi, si trovano tutti gli anni, e tu lo sai, indubbiamente o per il raduno nazionale, per altre cose, ma così è l'unica volta che si trovano insieme. Allora vedere la gioia di condividere un bicchiere o un qualcosa, non abbiamo mica mangiato, abbiamo mangiato e bevuto, però è la sostanza dell'amicizia, della purezza, della fratellanza, di gente che era anni che non veniva e che non vedeva l'ora di affacciarti e di stare insieme. Questo è quello che noi vogliamo trasmettere alla nostra società e tu lo sai e tu lo fai e testimoniamo questo, non vedere il militare in quel senso. Ecco quello che siamo. Poi appunto vi dico grazie e sì, l'applauso va meritatamente a loro, al suo maestro che appunto è sempre il maestro di loro tenente, diciamo Antonio Miele, di cui dico grazie per la collaborazione e vediamo. E appunto sempre al suo trascinatore che è il Sala, che indubbiamente il capo fanfara è lui adesso, ma c'è tutto. Ripeto a tutti quanti grazie, un abbraccio a voi fanfara che poi ci avvieterete, la giornata è fatta per loro. Ecco, io non ho altro da
dirvi grazie per non ho neanche letto quello che era messo, proprio perché sapete che io sono fatto che scrivo, ma non sono come voi generali, io vado a cuore, non che voi non l'abbiate, però vado fuori dalle righe così. Ecco, sì, dico grazie anche all'amico Vicentino, ma non per altro, è il nostro fornaio, che sempre qualcosa contribuisce anche lui ad allietare, pertanto è giusto che ci sia, qua non è sviolinare o ma dire grazie anche all'ultimo uomo, Roberto, che ci dà una mano, e questo deve essere riconosciuto, quindi dico grazie. Poi, ecco, termino, noi adesso terminiamo, la moglie già, sì, grazie, ma va bene, lei è sempre risposta, basta che io stia calmo, è già contenta e dico grazie appunto a loro, alla mia famiglia, diciamo che ovviamente se quello che faccio lo sapete perché Stefano che ci sta dietro, ecco quel piacere che oggi anche loro hanno visto, voi lo sapete, e ci mettiamo a curare, a migliorare il nostro museo, le nostre visite ai nostri turisti che vengono, io li chiamo ospiti, voglio che vadano via e ringraziando il Signore se guardate anche le referenze che ci danno, cose come, ma non per quelle 5 stelle i commenti, è quello che tante volte invito i tuoi colleghi, provate a guardare, ma non per orgoglio mio, perché certo c'è l'orgoglio, ma di dire, se qualcosa scrivono, c'è qualcosa, non è che lo scrivo perché ti piace e via. Ecco, questo ci fa onore che il cliente va via da Jesolo, vada via soddisfatto perché deve ritornare e vogliamo che ritorni. E credo che si possa essere così in tutte le parti, anche la guerra non si perde, perché si può discutere anche se siamo avversari o cosa come. Ecco, dicevo, noi terminato qui, adesso i ragazzi come ieri riceveranno un'oretta a allietarci, intanto c'è qualcosa da mettere sotto la lingua, poi ci spostiamo, che tutti conoscete il Casablanca dal video, perché c'è la statua della Madonna, là butteremo la corona sul viale, perché dato il tempo e cose non andiamo con barche o con cose. Dopodiché il ristorante è quello che abbiamo, il ristorante Casablanca, pertanto ci sposteremo da qui a mezzogiorno, in modo che a mezzogiorno e un quarto, come ho detto anche il vice sindaco, lo lasceremo libero, poi faremo questo, va bene? Io vi ringrazio, anticipo dicendo, siamo un po' presto, ma vi faccio gli auguri di buona Pasqua a voi e alle famiglie e speriamo che questa vicissitudine fuori dall'estero finisca anche a noi non c'è nessuno. Grazie a voi e un abbraccio. Il microfono non te l'ho toccato, sei stufato da solo. Allora, prima di chiudere, come diceva Franco, il posto del ristorante è il Casablanca. Comunque, causa Covid, metteremo la corona nel fiume, ci metteremo lungo il marciapiede con le mascherine e solo una tromba suonerà il silenzio. E invece adesso scatenatevi appena ringraziamo e salutiamo tutti gli intervenuti e godetevi sta fanfara che non è da tutti. Buona giornata a tutti. Sara, Sara. Sara, sta chiamando il boss. Che cambia qua? Dov'è la Sara? Comandante. No, non porta, ce l'ho, non porta. Una maglia, una spilla, lago di sicurezza, chiamatelo come Sandro. Sandro. Vieni. Mamma!
Composta che suona e tutto. Mauro, sergente, tenente del capo militare, effettiva. Senza correre troppo, aveva chiesa solo suo passato, la grande guerra rotta aveva l'incanto, l'Italia e i figli suoi doveva chiamare, partire un bel mattino, verso l'Italo confine, parte il reggimento di papà, alto il vestito al vento, che ogni la gloria bacerà, parte col cuor contento, che sangue il suo lieto darà, parte il reggimento di papà, campagna, festa, pace vittoriosa, ritornano dal fronte i bersaglieri, la trema intrepida ed ansiosa, la sposa tende al mondo sul piccino, tra i viva canti e fiori, sfida lieti vincitori, torna il reggimento di papà, alto il vestito al vento, baciato dalla gloria va, torna col cuor contento, che al caso la ritorno fa, torna il reggimento, ma non ci torna più papà. In fondo alla testa il canto tuo non fa gridare, del capo tue gesta la patria mai potrà scordare, si sa che mi ha dato un rispone a te sarà, quando sarai soldato il reggimento di papà. Il sangue che gli ha dato un disprone a te sarà, quando sarai soldato e bersagliere come papà.
correre troppo. Non corriamo troppo. Adesso la colpa è sua, qui è un'altra. Ce l'abbiamo. Il padre di San Giusto, la Bravaci, Fiori e Rose e la Maria. L'abbiamo provata ieri sera. Le campane adesso è giusto, dai, sala. Senza correre. Infatti, Stai fermo. Piano e camminare. Per le strade, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana, ora suona non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantano tutte con ardor, oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Abbracci, fiori e rose la marina, la campana prenderà la nostra festa, su San Giusto sventola vedremo a festa, il versino tricolore, le ragazze di Trieste cantano tutte con ardor, oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare.
No, il problema è che è stata la prima che abbiamo fatto. Poi è stata Pensate allegramente, dai. Pronto, Pino? Allora, qui abbiamo finito la Adesso io ti metto al microfono, così tu puoi salutare i ragazzi. Ecco, e anche lì Pronto? Aspetta. Vai. Pronto? Ciao comandante! Non c'erano le munizioni quest'anno che non si presenta, sarà per un altro anno. Intanto divertitevi, salutatevi tutti perché quando ci si vede è sempre molto bello. E dallo stadio Friuli è tutto, passiamo la linea allo stadio. Grazie comandante Perrone. Sono Franco, ciao, un abbraccio, grazie. Pino, sono Franco, sono Franco, ciao, grazie. Pino, vai via nella linea con la WhatsApp. Veramente un abbraccio a tutti, dai. Grazie, sono Franco che ti saluto anch'io da parte di tutti quanti noi, grazie. Sì. E il tuo WhatsApp ciao, ci sentiamo. Così non si sente. perché ciascuno sente che suo dovere fa. La mamma e la casetta si lascia con l'amore, ma un'altra mamma aspetta di tagliare ogni cuore. Ed ecco il bersagliere vibrante di passione, che affronta il suo dovere con muscoli e polmoni. Le notte si cancella, o si chiede a persino la sua bella vaga velocità. Passa veloci, valdi bersaglieri, che più va dentro, sorridente ognor. Passa veloci, bicicletta fieri, di giovinezza sono più quel fior. Addio Brunetta, ciao bambina cara, ti penso sempre, tu non mi scordare. E quando in testa suona la fanfara, pensa alla bionda che incontrerà. Voglio fare la fotografia seduti in piedi, in ginocchio, col cappello da bersagliere e quella come quella del quadro. E poi facciamo un'altra con lo sponsor.
Ciao, ciao. Ciao, sei venuto sempre avanti più veloce, presto il passo saldo il cuore, delle forti ardite schiere, il suo inno voleva sul nostro vessillo, risplendon le glorie, già sole uno squillo di prime vittorie, veloci nell'impeto che assalta e travolge, siamo pronti a combattere, o Italia per te. Siamo rimasta sola. Ehi, Una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, ma domani chissà. mettete il cappello, Alessandro. Siamo? Dai, adesso facciamo anche Aspetta, fate. quei ospiti, dai, vieni ospiti. Vai. Alessandro, vieni dietro per piacere. Un attimo che arriva il generale. Mettiti pure tu dietro che sei corto. Così, mettiti dietro che sei corto. Eccola, come eri prima, lo ti vediamo, bravo. Vai. Sì. Lecca, vieni. La sola, Beck, la sola che è quella che ha capito tutto. Vai, fai te, siete te. Ha capito che è meglio che te lascia stare. Ero meglio con la mascherina. Ok. Ale, strano a dirti, non ti vedo. Hai il Alessandro, cappello di... C'è Franca che ti ha fatto. mi abbasso io. Bravo! Sì. Grazie. Strano a dirlo, ma non vedo guarire. Diciamo che ti ha un po' lasciato. Fatta? Perché qua non riusciamo più a alzarci. Sara, fatta? Guarda che devi venire fuori come quello del quadro, eh? Meglio. Brava. Non mi diminuisce lo Ok, studio. grazie. Adesso, Tanto bene così. Adesso andate a... Adesso... Ah sì, fermi là. Fermi. Sì, adesso arrivano i cappelli, certo. Vai. Allora, bianchi per i maschi, rosa per chi si sente donna. quel genere. E poi ci sono i transgender. Per fare torto Sono i transgender, quelli che non sai se vogliono stare di moda. Sara. lo sponsor di là, lo sponsor di là. Ma fa la foto con lo sponsor. Caterina, Ma fa la foto con lo sponsor. dai che la signora.
qui a e uno qui alla Chioccia, no, qui a Chioccia là. Quella là. La signora qua. Ciao, grazie. Ciao a voi. Ciao Stella! Mai questo? Allora ragazzi, Che ti dà qualcosa? la Si gira da che altra parte. Se vuoi lo sponsor, gira il cappello. Ascolta, guardo il sole dell'avvenire. Guarda il sole dell'avvenire. Guarda il sole dell'avvenire di là. Se tua moglie ti tradisce, l'azienda Bidotto lo capisce. Vota Bidotto. Aspetta. Siamo? Ok. Ragazzi, ogni anno è sempre peggio. Il rincoglionimento avanza sempre. Alberto Vicentini, vieni dietro. Alberto, vieni qua. Alberto, vieni. L'ho fatta vecchia una certa età. Vieni. Adesso mettiamo il cappello dritto perché c'è anche uno sponsor della Nike. Io e lui? Ah, certo. Ma la sua porca figura. Adesso girate il cappello. Dai, dritto adesso. Adesso il cappello. Lino, Dritto il cappello. Adesso il cappello dritto. Lino. Dai. Dopo lo mettiamo anche dietro. No, girate i telefoni. Ozzi Ginori, un batter per tutti. Culi grandi e culi piccoli abbondanti. Starete comodi. Vai. Buon, grazie, adesso andate a bere, via. Sarà.